12.000 cittadini ucraini in fuga dalla guerra transitati in regione, 700 quelli accolti. Oggi vertice tra i prefetti e la regione. Al momento non sono previsti hub sanitari ai confini, ma l'ipotesi è al vaglio. Sono diversi i profughi ucraini che si sono presentati all'Ente Fiera di Udine per la vaccinazione anti-Covid. Si tratta proprio di persone ospitate da parenti e amici e i cartelli informativi diventano bilingue. Costi dell'energia in continua evoluzione, con rincari ogni mezz'ora. Si è passati dai 38 euro a megawatt all'ora del 2020 agli oltre 600 di oggi. Cassa integrazione lavoro a singhiozzo nelle aziende friulane energivore. Questa mattina una grossa conduttura dell'acqua è esplosa in piazza Lo Zoppo a Udine, creando una grande voragine al centro della strada e allagando diverse strade. Traffico bloccato, da valutare le conseguenze sulla rete idrica. Le Aquile di Cividale hanno presentato la maglia speciale per le finals di Coppa Italia. Le divise alla fine del torneo saranno messe all'asta. Il ricavato sarà devoluto all'Ando Udine. Prima gara venerdì contro San Miniato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sarebbero 12.000 i cittadini ucraini in fuga dalla guerra transitati in regione. 700 quelli che al momento sono stati accolti nel territorio. Questa mattina si è svolto un vertice tra i 4 prefetti del Friuli Venezia Giulia e la regione. Al momento non sono previsti hub sanitari ai confini, ma l'ipotesi al vaglio delle autorità. 12.000 transiti di cittadini ucraini registrati ai valichi e circa 700 persone ospitate in Friuli Venezia Giulia, di cui una piccola parte ha chiesto aiuto alle strutture messe a disposizione dai prefetti. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha presentato una informativa nell'aula del Consiglio regionale per fare il punto sulla situazione degli arrivi di chi fugge dalla guerra, praticamente tutte donne e bambini. In mattinata si era svolto il primo tavolo operativo alla presenza del vicepresidente Riccardo Riccardi e dell'assessore Pierpaolo Roberti, oltre ai 4 prefetti della regione. Al momento la questione sanitaria resterà in capo alle aziende del territorio, ma non è escluso che se i traffici dovessero aumentare si procederà con hub sui confini. Il confine è molto vasto e i valichi sono numerosi. È un'ipotesi ovviamente contemplata, ma allo stato attuale non c'è. Allo stato attuale, anzi la stessa ordinanza dice che c'è 48 ore di tempo per fare il tampone una volta entrati nel territorio italiano, proprio per raggiungere il posto di destinazione finale nel quale poter ovviamente svolgere tutte le procedure necessarie sia nell'iscrizione nell'anagrafe sanitaria, che è fondamentale anche per l'assistenza che possiamo dare a queste persone. Noi siamo disponibili ovviamente a collaborare con tutte. È chiaro che noi, essendo il confine più esposto, non possiamo pensare che sia la regione da sola a affrontare la crisi. Ci deve essere, ma come è stato fatto fino adesso, un impegno nazionale anche sul nostro confine, e soprattutto considerando che stiamo di fronte sia alla parte accoglienza, come dicevamo, ma alla parte sanitaria, che è fatta da quelle stesse persone che hanno combattuto e continuano a combattere la pandemia, a cui dobbiamo cercare ovviamente di permettere anche di svolgere l'attività ordinaria con il recupero, per esempio, delle liste d'attesa, che sono state le grandi difficoltà che durante i picchi della pandemia Covid abbiamo visto aumentare, perché ovviamente le persone e i sanitari erano impegnati a svolgere ruoli diretti all'emergenza sanitaria stessa. E all'Ente Fiera di Udine sono già diversi i profughi ucraini, per lo più ospitati da parenti e amici, che prenotano la vaccinazione, tanto che tutti i cartelli delle indicazioni ora sono bilingue. Abbiamo incontrato Maria, fuggita da Leopoli con la figlia, e là ha dovuto lasciare il marito. Підняти на перший поверх, вакцинація, тампонай. Salire al primo piano, vaccinazioni, tamponi. Sono alcune delle indicazioni bilingue comparse all'Ente Fiera di Udine per accogliere i profughi ucraini che si recheranno a ricevere la vaccinazione, tra chi deve completare il ciclo vaccinale e chi invece deve ancora cominciarlo. E già diverse prenotazioni sono state effettuate con le prime inoculazioni nei giorni scorsi. Maria è una di loro. È scappata con la figlia Roxolana di 7 anni e insieme ad alcune amiche e le loro figlie ha dovuto lasciare il marito al confine, trovando rifugio dalla madre Sonia, che vive in Friuli da 12 anni. Ми приїхали з України, місто Львів. Loro arrivati da Leopoli, c'è una settimana che qua in Italia, scappati da guerra e vivono 300.
passava fra Polonia, 40 ore in attesa in coda e 2 notti dormivano in macchina perché venuti loro in macchina che mariti portato vicino confine e dopo in Polonia venuti altri prendere e portare a Cracovia. Mariti rimasti in Ucraina perché non possono attraversare il confine. E Franco, il compagno di Sonia, ora cerca una sistemazione per tutti. È possibile trovare una sistemazione che così possano stare insieme e possono continuare a vivere fino a che le cose non si mettano al meglio, ecco, perché poi loro intendono ritornare a casa quando la guerra è finita, ecco. È partito da Palmanova il primo carico di medicinali raccolti per la popolazione ucraina da volontari della Protezione Civile che si sta preparando anche ad allestire un campo di accoglienza in Slovacchia per i civili in fuga dalla guerra. 4 camion carichi di medicinali sono partiti alla volta dell'Ucraina da Palmanova, dove ha sede l'hub nazionale della Protezione Civile. Un viaggio di oltre 1700 km per prestare soccorso alla popolazione in guerra, fornendole il materiale sanitario raccolto e smistato nelle ultime 72 ore. Siamo già pronti per partire anche con il secondo carico e siamo anche pronti ad andare ai confini con la Slovacchia per organizzare quel centro di smistamento per le persone che arrivano dall'Ucraina che ci hanno chiesto. Aspettiamo le indicazioni dal Dipartimento Nazionale che a sua volta è in collegamento col coordinamento europeo. Oltre a questo stiamo naturalmente organizzando anche tutta l'attività dell'accoglienza e della sicurezza sanitaria nel lavoro che stiamo facendo di concerto con le prefetture e naturalmente con il coinvolgimento di tutti i comuni. Questo è un lavoro che già questa mattina è partito, quindi bisognerà intensificarlo per garantire cure da una parte e sicurezza sanitaria dall'altra. Ha appena un mese di vita la bambina ucraina più piccola che in questi giorni è entrata in Italia dal valico di Fernetti, dove il 40% delle persone transitate è rappresentato da bambini. E quanto riferiscono Save the Children e UNICEF, che con i propri operatori in coordinamento con le altre organizzazioni presenti distribuiscono beni di prima necessità come vestiti invernali, kit per l'igiene, forniscono cibo, acqua, ma anche mascherine FFP2 e gel igienizzante. La presenza di mediatori culturali consente inoltre di dare sostegno e affrontare le situazioni più difficili. Gli operatori presenti al valico hanno riferito che negli ultimi 4 giorni il numero di persone con cui sono entrate in contatto quotidianamente nelle ore diurne varia tra le 300 e le 600, a cui si sommano quelli che transitano durante la notte. La grande maggioranza sono donne, bambini e anziani. Giovedì scorso un solo autobus a fronte di 60 persone a bordo, 42 erano minori. Una bambina arrivata domenica 6 marzo aveva appena un mese di vita. E per i profughi ucraini la città di Udine intende riservare aiuti finanziari oltre alla messa a disposizione di alloggi. Gli aiuti sono riservati soprattutto ai bambini. Il Comune di Udine si sta organizzando per promuovere iniziative a favore delle persone che fuggono dall'Ucraina. Oltre ad aver messo a disposizione una trentina di posti nella residenza ai Faggi e 6 appartamenti in città, intende sostenere finanziariamente quanti ospiteranno i bambini. Sono diversi infatti a Udine gli ucraini che accoglieranno i parenti fuggiti dalla guerra. Disporre uno strumento normativo che metta in condizione il Comune di poter dare un corrispettivo economico alla comunità ucraina e a quei parenti, zii, nonni e amici che ospitano i figli dei loro cari che sono costretti a rimanere in Ucraina. Oltre a impegnarsi nell'emergenza, l'assessorato alle politiche sociali e alla salute continua a promuovere iniziative di sostegno alle famiglie udinesi in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione e a puntare sulla prevenzione. Nell'ambito del progetto OMS Città Sane, a promuovere l'acquisizione di sani e corretti stili di vita e le buone pratiche di salute nell'attività di prevenzione primaria, sostenendo tra l'altro il progetto di educazione a una sana e consapevole affettività e sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, realizzato in collaborazione con il liceo Caterina Percoto e nel sostegno alle campagne di screening a tutti i livelli, tra le quali l'attività della LILT.
Vediamo i dati dei contagi. Nella nostra regione su 13.792 tamponi sono stati rilevati 837 casi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 161. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone, tra cui anche un uomo di 50 anni di Trieste deceduto in casa. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale sono state rilevate 28 positività. Relativamente alle residenze per anziani si registra il contagio di 6 ospiti e 10 operatori. Le aziende maggiormente energivore del Friuli Venezia Giulia devono ricorrere ai blocchi di produzione a causa dei forti aumenti del costo dell'energia. Oggi il primo incontro alla Fantoni di Osoppo con i sindacati per valutare la situazione. Guerra in Ucraina e aumento del costo energetico inducono le aziende a correre ai ripari con la possibilità di blocchi di produzione nonostante il mercato continui a richiedere il prodotto. È il caso della Fantoni, dove oggi si è tenuto un incontro tra direzione aziendale, RSU e sindacati. Per adesso ancora non hanno deciso di fermare, però il rischio c'è, ci hanno convocato. Monitoreremo la situazione ora per ora, però siamo molto preoccupati chiaramente, anche perché bisognerà capire non tanto qualche fermata magari quotidiana, ma se ci dovessero essere delle fermate di lungo periodo, lì bisognerà capire come gestirla e con quali strumenti anche. Ma la preoccupazione è diffusa su tutta la filiera. La Fantoni è stata la prima, poi ci sono altri settori come quello delle acciaierie. È chiaro che questo vale per tutti i settori. Anche il settore legno? Il settore dell'edilizia, ad esempio, giovedì è stato firmato il contratto nazionale, il costo rischia anche di vanificare poi perché si ripercuote anche sui lavoratori, no? Il costo, in qualche modo il costo dell'energia, delle bollette. E nei primi 2 mesi del 2022 il costo di un megawattora è schizzato a 600 euro contro i 38 euro del 2020 e i 125 del 2021. La UIL di Udine lancia l'allarme: il settore siderurgico dovrà ricorrere alla cassa integrazione o continuare a lavorare a singhiozzo. Settore metalmeccanico, che cosa sta succedendo a livello regionale? Ferriere Nord alla fine, come sospettavamo, era la punta dell'iceberg. Richieste di cassa integrazione sono arrivate dall'ABS e sono arrivate dal gruppo Cividale, quindi tutte le aziende del settore siderurgico hanno in questo momento questa difficoltà collegata principalmente al costo energetico e quindi anche il blocco da parte dei clienti delle commesse. È bene ricordare che nel 2020 il costo era di 38 euro megawattora, nel 2021 la media era di 125 euro megawattora, oggi la media dei primi 2 mesi dell'anno è di 600 euro megawattora. Sono segnali che arrivano anche rispetto ai semiconduttori e ai microchip, e quindi Automotive Tolmezzo è una delle aziende che prossimamente potrebbe rientrare in un ammortizzatore sociale, perché queste difficoltà ci sono. La guerra tra Russia e Ucraina sta portando a queste difficoltà. L'Ucraina è tra le prime 10 al mondo per esportazione di materie prime. Stiamo parlando di metalli che forniscono anche le nostre aziende siderurgiche nel territorio. Il Comune di Udine assume temporaneamente ulteriore personale. I continui concorsi per sostituire quanti vanno in pensione non sono sufficienti a erogare soprattutto la crescente mole di servizi che richiedono particolare specializzazione. Si ingrossano le fila del Comune di Udine, ulteriore personale sarà immesso. È da 2 anni che stiamo facendo concorsi, nonostante la pandemia, il personale va in pensione, deve essere sostituito. Poi però abbiamo anche altrettante fuoriuscite, personale che va in pensione, personale che sceglie magari di fare un altro concorso in regione e dopo aver vinto il concorso qua ci lascia. Abbiamo un piano di opere pubbliche davvero, come dire, enorme, e per di più che si è venuto ad incrementare in questi ultimi tempi con i fondi, con i progetti del PNRR, con i progetti europei e con altri progetti speciali, e quindi abbiamo bisogno di implementare questo personale tecnico. Ne assumeremo alcuni
a tempo determinato attraverso le agenzie interinali, sono funzionario tecnico di fascia D, quindi un laureato, un diplomato, qualcun altro anche per i servizi educativi e sportivi, serve qualcuno nello sport, insomma aumentiamo di circa 8 persone quello che è l'attuale organico. La cronaca, un incendio questa mattina a Valvasone e Arzene, un'auto alimentata a GPL ha preso fuoco. Mette in moto la macchina, una Chevrolet alimentata a GPL, poi rientra in casa attendendo che il motore si riscaldi. Nemmeno il tempo di prepararsi un caffè che l'auto ha iniziato a prendere fuoco. La Chevrolet è andata completamente bruciata e le fiamme hanno avvolto prima il garage dove la vettura era posteggiata e successivamente la copertura dell'abitazione vicina. I danni sono ingenti. L'episodio si è verificato questa mattina alle 7:30 in via Glera, nel comune di Valvasone Arzene. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco sul posto con 4 squadre provenienti da San Vito al Tagliamento e Spilimbergo che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le operazioni sono ancora in corso di svolgimento. In via Glera anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia che quando è scoppiato l'incendio era nelle vicinanze. Un altro incendio di vaste dimensioni scoppiato per causa ancora da accertare poco prima delle 12 in un'abitazione della frazione di Avosacco nel comune di Arta Terme. Intervenute sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine, Paolaro, Cercivento e Forni di Sopra. Ingenti danni all'abitazione a 3 piani con tetto in legno ora inagibile. Chiuso al traffico il tratto di strada di via Carducci dalla polizia locale della comunità di montagna. Ancora in corso le operazioni di spegnimento. Una grossa tubatura dell'acqua potabile è letteralmente esplosa questa mattina nel pieno di Piazzale Osoppo a Udine, di fatto paralizzando il traffico nella zona di Udine Nord. Il danneggiamento della condotta di grande portata ha causato la fuoriuscita di migliaia e migliaia di litri d'acqua che hanno allagato l'incrocio tra Viale Volontari della Libertà, Viale San Daniele, Via di Toppo e Via Gemona, oltre a distruggere la sede stradale. L'allarme è stato lanciato dalla polizia locale che ha fatto convergere sul posto Vigili del Fuoco e personale del CAFC, ora al lavoro, che erano al lavoro quantomeno per limitare i danni e ancora da valutare le conseguenze sulla rete idrica della città. Ed è stato riaperto attorno alle 14 il tratto dell'autostrada A4 Latisana Portogruaro in direzione Venezia, dove è avvenuto in mattinata un incidente tra un'autocisterna contenente azoto e un mezzo di trasporto cavalli. Nel violento urto sono deceduti 2 dei 4 animali trasportati. I conducenti dei mezzi non risultano invece feriti. Il punto in cui è avvenuto l'impatto è sul ponte del fiume Tagliamento, dove sono verificate code nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Entrerà in vigore nel 2023 la nuova IMU che sarà gestita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Adesso, ha annunciato l'assessore Pierpaolo Roberti, si parte con le consultazioni. Il 2022 sarà l'ultimo anno dell'attuale IMU che dal 2023 diventerà regionale. L'obiettivo è stato fissato dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha presentato il secondo step che sta accompagnando la riforma dei tributi locali e che prevede fino a metà aprile la condivisione con i portatori di interesse sul sito della regione. A fine maggio arriverà poi il disegno di legge che dovrà essere approvato dal Consiglio. Entro l'anno si arriverà dunque al nuovo contributo che entrerà in vigore nel 2023 e poi, più a lungo termine, si lavorerà a una ulteriore semplificazione, in particolare per il cittadino. Con il nuovo disegno di legge, spiega Roberti, andremo a esercitare pienamente la nostra autonomia e gli enti locali potranno decidere quanto e come far pagare i propri cittadini. Questa leva fiscale servirà infatti per erogare servizi migliori, ma soprattutto sarà strategica per orientare le scelte di sviluppo che i singoli comuni potranno attuare sul territorio. Un nuovo meccanismo che potrebbe quindi modificare i valori, ad esempio, di alcuni comparti per agevolarne gli insediamenti. L'imposta vale complessivamente 370 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 92 milioni che derivano dall'IMU sui capannoni industriali, che il Friuli Venezia Giulia deve girare allo Stato, l'unico importo di questa tassa. Il Consiglio regionale ha approvato la norma che va a modificare le elezioni uniformandole alle leggi nazionali. Il tutto per semplificare le procedure anche in questa tornata, vista ancora l'emergenza Covid. 2 solo richieste da parte del segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciauli e del consigliere di Open FVG Furio Onsel sulla necessità di fissare un numero minimo di firme anche nei comuni sotto i 1000 abitanti, un tanto per chiedere un minimo impegno ai candidati. Per il resto la discussione sulla legge elettorale nell'aula del Consiglio regionale è durata una dozzina di minuti e la norma è passata all'unanimità. La legge, presentata dall'assessore con delega agli enti locali Pierpaolo Roberti, non fa altro che recepire eventuali norme nazionali, fatta salva la possibilità, nel rispetto dell'autonomia
autonomica del Friuli Venezia Giulia di fissare la data per lo svolgimento del primo turno tra il 15 aprile e il 15 giugno come previsto dalla legge regionale. Confermata la possibilità di estendere il voto anche al lunedì dalle 7 alle 15 e la possibilità di autenticare le firme a tutti quei soggetti autorizzati a livello nazionale. In aula i consiglieri Dem si sono presentati con una coccarda con i colori della bandiera dell'Ucraina e una mimosa per celebrare la giornata della donna. Meno femminicidi, ma crescono nel quadriennio 2018-2021 i cosiddetti reati spia, stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Queste ultime vedono la nostra regione terza in Italia per numero di casi ogni 100.000 abitanti. Il dato emerge da un'analisi realizzata in occasione della Festa della Donna dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Quanto ai reati spia, rispetto al 2018 i dati dello scorso anno indicano un aumento per lo stalking di più 18%, maltrattamenti contro familiari e conviventi più 30%, violenza sessuale più 2%. Rispetto a quest'ultimo reato il Friuli Venezia Giulia registra dati più alti della media nazionale, 10,2 casi ogni 100.000 abitanti rispetto agli 8,27. Situazione peggiore solo in Emilia Romagna e Liguria. Una giornata dedicata alle donne ucraine, alle quali i comuni del Friuli Venezia Giulia stanno aprendo le porte. Questo è il messaggio di solidarietà e vicinanza di ANCI in occasione dell'8 marzo. Alle donne in fuga dalla guerra e a quelle che sono rimaste in patria, a loro nel giorno della Festa della Donna va il pensiero dei comuni del Friuli Venezia Giulia attraverso le parole di Guglielmina Cucci, coordinatrice per le politiche di genere in ANCI, che ha la delega nel comune di Pordenone. È un 8 marzo di solidarietà, di vicinanza, di accoglienza ed ospitalità, quello che oggi ci avvicina all'immane dramma che sta vivendo la popolazione ucraina e che quindi fa passare in secondo piano la riflessione sulla condizione femminile in termini di conquiste politiche, sociali ed economiche. Alle donne che fuggono dalla guerra e con i loro bambini stanno arrivando, vogliamo dedicare questa giornata al loro coraggio, alla loro forza, alla loro resistenza e alla resistenza anche delle donne che sono rimaste nella loro terra a combattere. Auguriamo che la guerra finisca presto e che possano ricongiungersi ai loro familiari nelle loro città. Mazzetti meno voluminosi, dunque con meno rami ma a prezzi calmierati, questa è una delle strategie adottate dai fiorai per accontentare le tasche di tutti. L'aumento dei prezzi ha infatti colpito anche il settore vivaistico e il delicato fiore che celebra la Giornata Nazionale della Donna con un incremento stimato del 40%. Vorrei anch'io 2 mazzetti di mimose, stranamente. Per chi le compra? Dunque per mia mamma e per un'impiegata di un ufficio dove sto andando adesso per non presentarmi a mani vuote. È un po' un obbligo, ma è comunque una cosa che si fa volentieri, ecco. A mia moglie mi piace sempre portare un ricordo, una mimosa, insomma, in questo giorno. Non si fa spaventare dalla carovita, dal costo delle mimose? Ma quello spaventa un po' su tutti i fronti, però la gentilezza secondo me deve superare anche questo fattore. Ecco. Aumenta tutto? È aumentato anche il prezzo della mimosa? Sì, purtroppo sì. A quanto siamo? Sì. Parecchio, 40% è aumentata. Lei a quanto vende un mazzetto? Ma io parto dai 2,50 e poi vedo cosa vuole la gente. Insomma, io comunque i pacchetti li ho fatti come l'anno scorso, nel senso da 2,50, perché in fin dei conti magari bastano 4 rametti, però insomma è bello. Le famiglie tagliano un po' i costi, sì. Rinunciano ai fiori? Diciamo che hanno ridotto il budget, ecco, però il fiore fa sempre piacere. Sempre, è sempre un qualcosa di vivo che comunque colora la casa, colora il terrazzo e quindi a volte nel nostro settore non serve spendere tanti soldi per avere un bel fiore. La storica società operaia di Pordenone piange Italico Tubero, presidente onorario che nel 2014 il sodalizio decise di celebrare intitolando col suo nome la sala consiliare di Palazzo Gregoris. Per 41 anni è stato alla guida dell'associazione prestandosi anima e corpo alla città. Tubero è mancato questa mattina ai suoi cari, avrebbe compiuto 94 anni. Il prossimo 11 aprile i funerali saranno celebrati venerdì 11 marzo alle 10 nel Duomo della Concattedrale di San Marco.
recuperare e valorizzare 2 giardini pubblici, Ricasoli e Rimembranza, che fanno parte della storia della città e quanto si prefigge l'amministrazione comunale di Udine. I giardini Ricasoli e il Parco della Rimembranza sono al centro di una serie di interventi di riqualificazione paesaggistica, messa in sicurezza e valorizzazione per i quali il Comune di Udine chiederà un finanziamento europeo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'importo di spesa previsto è di 1.600.000 euro. Andiamo a sistemare completamente il giardino Ricasoli, in questo caso con le sponde che vengono messe, vengono ritombate, poi tutta la valorizzazione delle alberature presenti, ma soprattutto ricaviamo degli spazi, dei passaggi che sono in porfido collegati ai giardini esterni. Il giardino è frutto di una progettazione del Gilberti del 23. È stato fatto un arco solo, noi andremo a fare anche il secondo arco dalla parte proprio di Via Dia, perché questo fa parte del progetto originario. La Giunta ha anche approvato il documento di fattibilità che riguarda l'ipotesi progettuale per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra il polo intermodale e l'azienda agraria universitaria di Via Pozzuolo. Ed ora andiamo a Cordenons, dove un progetto di educazione ambientale sta coinvolgendo circa 250 alunni della scuola media Leonardo da Vinci. L'economia circolare entra in classe alla scuola media Leonardo da Vinci di Cordenons, dove è in corso un progetto di educazione ambientale in collaborazione tra istituto scolastico, comune ed ERA, che coinvolge circa 250 ragazzi. Abbiamo voluto essere incisivi affinché si possa parlare di rifiuti in modo piacevole attraverso giochi e quiz e delle visite virtuali. Al centro dell'attenzione la discarica cittadina e la sua gestione. È una discarica che vogliamo aprire ai ragazzi per far sì che abbiano la consapevolezza dell'importanza di una gestione dei rifiuti che quindi è all'interno di un ciclo integrato. Noi oggi siamo qui grazie anche al supporto di un partner che è la cooperativa Lumaca, proprio per dare maggiore consapevolezza ai ragazzi di quanto è importante appunto il recupero e il trattamento dei rifiuti. Un modo per accrescere la sensibilità ambientale degli studenti. Si tratta di un progetto innanzitutto che è partito addirittura 2 anni fa, quindi ci abbiamo lavorato non poco, perché la proposta è giunta in piena pandemia. Prime e seconde sicuramente sono coloro su quali puntiamo di più. Tra poco le notizie sportive con l'iniziativa della Web Gesteco, che hanno presentato la maglia speciale per le finals di Coppa Italia. Le divise alla fine del torneo saranno messe all'asta, il ricavato sarà devoluto ad Andos Udine. Prima gara venerdì contro San Miniato. Quindi a tra poco tutte le notizie sportive a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.